34esimo raduno nazionale dei Fanti. Nel cuore di Vittorio Veneto hanno sfilato in 30.000, una manifestazione colma di emozioni. Insieme a noi, hanno detto, ci sono 480.000 caduti, un raduno della memoria e del centenario della fine della Grande Guerra. Dal palco, il grazie del sindaco Roberto Tonon. E un grande servizio avete reso e rendete voi Fanti di ieri e di oggi alla nostra città e al nostro paese. Presenti numerose autorità, il prefetto Laura Lega ed il presidente della regione Luca Zaia e tanti cittadini. Il ricordo dei caduti, il ricordo dei valori come orgoglio, fedeltà e obbedienza nelle parole del presidente nazionale sodalizio Fanti, Gianni Stucchi. Hanno dedicato la vita, si sono sacrificati perché noi potessimo essere patria una, indivisibile, compiuta e libera. Uomini spesso senza nome, senza una lapide dove potesse essere inciso un ricordo. Basterà gridare al vento Fante d'Italia e io dormirò contento. Questo è lo spirito del Fante, questo è lo spirito degli uomini e delle donne di oggi. La sfilata fra l'emozione ed il rispetto di un corpo che tanto fa per il nostro paese. A ricordarlo il comandante delle forze operative Nord, generale di Corpo d'Armata, Paolo Serra. Gli eredi delle brigate che hanno combattuto in queste zone hanno versato il loro sangue, come è stato ben detto, e che a noi danno esempio.